Pala di Sant'Anna, gioiello di Jacopo Dal Ponte, il grande pittore bassanese protagonista del Cinquecento veneto. Di lei, punta di diamante dei musei civici di Bassano, trasferita in totale sordina, ricorderete, alle gallerie dell'Accademia di Venezia, non si hanno più notizie. Meglio, si sa che a Venezia sta riscuotendo un enorme successo di visitatori, ma da qui a un possibile ritorno a casa, nella città che diede i natali all'esimio artista, il totale silenzio. Ricorderete anche che a fine giugno 2020 i consigli comunali di tutti i paesi dell'area bassanese, da Valbrenta a Rossano, da Mussolente a Romano a Pieve del Grappa, solo per citarne alcuni, votarono all'unanimità la richiesta di far tornare a Bassano la pala. E il primo fu proprio Bassano del Grappa, facendo sperare davvero che si potesse, uniti, insieme, porre rimedio a un enorme passo falso commesso proprio dalla sindaca Elena Pavan. I colleghi e le colleghe della prima cittadina erano pronti a stringersi per far fronte comune, tutti insieme, compatti, dando proprio a Elena Pavan una grande forza perché avrebbe rappresentato un intero territorio, un'intera area vasta dalla voce assai potente. Ma il potere bisogna saperlo gestire. E intanto a muoversi e chiedere lumi sul futuro della tela del Dal Ponte sono le opposizioni che non riescono a capire a che punto siano gli accordi con le gallerie dell'Accademia. E con le gallerie dell'Accademia l'amministrazione comunale ci ha detto che aveva avviato una trattativa, che insomma stava premendo sull'acceleratore. A me invece sono giunte negli ultimi mesi notizie esattamente contrarie, cioè che le gallerie dell'Accademia, che è insomma la parte meno interessata da aprire trattative perché il risultato di portarsi a casa da pala l'hanno già ottenuto, ha sollecitato più volte l'amministrazione di Bassano per mettersi d'accordo per una convenzione, una sorta di accordo, per redigere questa convenzione e poi firmarla. A me giunge notizia abbastanza certa, ho fatto richieste accesso agli atti per avere poi le carte documentali, ma chiedo conferma innanzitutto in Consiglio Comunale, che nei mesi scorsi Bassano si è fatta trovare in ritardo inerte. Arrivavano le mail, nessuno rispondeva, arrivava il sollecito, rispondevano sì, la prendiamo in mano quanto prima, poi non veniva presa in mano, veniva sollecitata una firma entro il 2021, in realtà la firma non è stata messa e oltretutto non sappiamo neanche cosa l'amministrazione di Bassano abbia intenzione di scrivere in questa convenzione. Insomma, così come se n'è andata in silenzio, ancora nessuno sa come si stia muovendo il comune per riaverla. Soprattutto, nessuno sa se lo stia facendo. Non sappiamo nulla. Allora, ci auguriamo di avere informazioni a riguardo, ma è già grave che per mesi e mesi Venezia chiama e Bassano non risponde. Mi chiedo come possiamo aspettarci da questa amministrazione la capacità di trattare, di contrattare un qualche risultato positivo per il nostro museo e quindi per la nostra città.